Un'iniziativa che state organizzando prima del 1° maggio, dedicata appunto alla festa del lavoro. Domani sarà il 1° maggio, ecco, voi come Euroform avete pensato di fare qualcosa in merito? Sì, una bella giornata. Oggi abbiamo ricevuto il sindaco con la sua giunta, tutti gli assessori. Per noi è stata un'occasione importante per farci conoscere. Siamo alla vigilia della festa del lavoro, noi siamo una scuola dei mestieri. In questo triste periodo della nostra Repubblica, insomma, cerchiamo di venire fuori da una situazione grave che è stata determinata dal Covid e speriamo di uscirne quanto prima. E il desiderio è quello di ripartire. Si riparte con la scuola, si riparte con i mestieri. Noi siamo una scuola ormai presente ad Agrigento, ma non solo ad Agrigento, siamo radicati in 7 province della regione. E organizziamo i percorsi di istruzione e formazione professionale che sono completamente gratuiti. Noi prepariamo i futuri chef, i futuri pasticceri, i futuri pizzaioli, i futuri meccatronici, i futuri operatori del benessere. Insomma, con questa nuova giunta desideriamo farci conoscere come lo abbiamo fatto nelle altre realtà. Insomma, tantissime offerte per chi in questo momento deve decidere sul destino del proprio futuro. Esatto. Tra l'altro ringrazio veramente il sindaco e tutti gli assessori perché è doveroso da parte nostra, una scuola proiettata nel futuro, anche avere il rapporto con le istituzioni per possibilmente veicolare l'offerta di sviluppo del territorio, e quindi questa nuova giunta, questa nuova amministrazione vogliamo sicuramente stabilire un rapporto di sinergia per guardare al domani, partendo dalla scuola, partendo dai mestieri, e in questo noi lo facciamo in maniera eccellente. Siamo insomma, ormai una delle migliori realtà in Sicilia, con oltre 4.500 alunni di popolazione scolastica. Eva Di Betta ha organizzato la giornata di oggi, una giornata importante che precede la festa del lavoro, il 1° maggio, nell'ambito delle attività didattiche di Euroform. Sì, oggi è una giornata dedicata alla celebrazione della festa del lavoro, proprio in una scuola dei mestieri, non a caso, considerato che per il 2° anno consecutivo, a causa della pandemia, non si può festeggiare con manifestazioni di piazza la festa del lavoro. Ci è sembrato coniugare quello che è il simbolo della nostra società, quindi i giovani, che soprattutto in questi anni sono rimasti fermi a causa del Covid e che hanno subito veramente uno stallo sociale, con la società civile. Quindi non a caso l'amministrazione comunale ha accolto il nostro invito di venire a celebrare qui, in una scuola dei mestieri, la festa del lavoro, proprio per lanciare questo messaggio forte, che tra l'altro è stato anche sottolineato da CGIL Cislo Will, cioè il motto di quest'anno è l'Italia sicura con il lavoro, proprio perché quelle famose 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire diventino il simbolo della rinascita della nostra società, perché solamente con la campagna di vaccinazione, vaccinando la totalità della popolazione, si può riprendere a vivere, si può ritornare a lavorare, perché ricordiamo che statisticamente purtroppo abbiamo visto in questo 2020 chiudere molte attività, abbiamo visto molte perdite, e l'unico modo per potersi riappropriare della propria dignità è proprio quello di ritornare a lavorare con sicurezza, con serenità, e quindi il simbolo di Euroform, che appunto forma i giovani e li accompagna al lavoro, quindi forma giovani professionisti, va coniugato con l'ingresso dei giovani stessi nella società, cioè far capire loro che sono parte essi stessi di questo tessuto sociale. E quindi mi sento veramente di ringraziare l'amministrazione nella persona del sindaco e degli assessori oggi presenti, che hanno colto il nostro invito e sono qui oggi con noi per la festa del lavoro. Per me è un giorno importantissimo questo, ringrazio anche chi mi ha invitato. Qui accanto a me c'è il direttore che ha tenuto tantissimo che noi amministrazione per intero fossimo qua presenti oggi. È una realtà importante per Agrigento, le discipline agroalimentari e tanto altro, la meccatronica. Penso che anche questo è un altro tassello da aggiungere allo sviluppo culturale agrigentino. Sono veramente lusingato di essere cittadino agrigentino e concittadino di chi mi sta accanto oggi.